quest'ora, che con cuore ti voglio ascoltare, il tuo dire trasforma e ristora. Il tuo dire rendi salvio e fa prosperare. Benedetto il tuo nome in eterno, che tu parli a chi ascolta con cuore, di giustizia, d'amore superno, d'allegrezza, di pace e splendore. Parla, parla, Signore, che ascolto, con mio cuore, con tutta la fé, riguardando a glorioso tuo volto, che risplende d'amore su me. Benedetto il tuo nome in eterno, che tu parli a chi ascolta con cuore, di giustizia, di amore superno, di allegrezza, di pace e splendore. Parla, parla mio cuore, puoi dire grandi cose, benigno Senhor. Io son pronto, disposto a obbedire la parola dei grande tuo amor. Benedetto il tuo nome in eterno, che tu parli a chi ascolta con cuore, di giustizia, di amore superno, di allegrezza, di pace e splendore. Saluta la Chiesa con la pace di Dio, amen. Alziamo per fare la preghiera di inizio al culto domenicale, amen. Anche i bambini alzano perché è ora della preghiera, amen. Per ringraziare Dio, alzate. Preghiamo. Senhor Deus, siamo qua in questa mattina per lodare il tuo santo nome. Ó Dio, ti chiediamo, riempi il nostro cuore della tua parola, riempi il nostro essere con tuo Santo Spirito. Ó Padre, hoje in questa mattina vogliamo ofertarti un culto di lode del nostro cuore, che nostra lode sia, ó Padre, per te un profumo suave. A benedica questo culto in questa mattina, che tutto che qua essere parlato qua davanti sia, ó Padre, venuto da te. È quello che ti chiediamo. Amém. Volevo invitare la sorella Nemes a fare le 4 inni di lode. Amém. Pace a tutti, gloria a Dio, lodiamo a Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra voce, amen. Lodiamo con il numero 507. Oh Signor, tu mi salvasti, oh mio Signor, dal mondo dove vivevo. Quale amor mi copriste col tuo sangue, mi riempisti della tua vita. Vita eterna tu mi hai dato, oh mio Signore, alla croce quando moristi. Quale amor quella croce sul Calvario, dove tu desti la vita. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Oh Signor, tu mi salvasti, oh mio Signor, al mondo dove vivevo.
Quale amor mi copriste col tuo sangue, mi riempisti della tua vita. Vita eterna tu mi hai dato, mio Signore, alla croce quando moristi. Quale amor quella croce sul Calvario, dove tu desti la vita. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Gloria a Dio. Continuiamo con la numero 698. 698. Felicità, felicità, felicità che mai tramonterà. Apri il tuo cuore all'amore più bello, all'amore. Apri il tuo cuore all'amore più puro, all'amore quello del Signore. Mettiamo la vita insieme nella sua mano, da Lui lasciamoci guidare lungo la via della felicità, felicità che mai tramonterà. Apri il tuo cuore alla gioia più vera, alla gioia. Apri il tuo cuore alla fede sincera, alla fede quella nel Signore. Mettiamo la vita insieme nella sua mano, da Lui lasciamoci guidare lungo la via della felicità, felicità che mai tramonterà. Felicità, felicità, felicità che mai tramonterà. Apri il tuo cuore alla dolce parola, la parola. Apri il tuo cuore al pan che ristora quello del Signore. Mettiamo la vita insieme nella sua mano, da Lui lasciamoci guidare lungo la via della felicità, felicità che mai tramonterà. Felicità, felicità, felicità che mai tramonterà. Alleluia. Gloria a Dio, è così. Continuiamo con la numero 426.
426. Se por questa vita non mi dà ricchezza, celesti dimore avrò di lassù. Qual alma perduta in duolo e tristezza, dime compassione e besò Gesù. Al di là del sol, al di là del sol, posseggo un asil, asil, dolce asil, al di là del sol, al di là del sol, al di là del sol, posseggo un asil, asil, dolce asil, al di là del sol. Così per il mondo me ne vo cantando, anche con le lotte che devo affrontare. Presto Gesù Cristo, se sarò fedele, mi porterà in cielo, con lui a reinar. Al di là del sol, al di là del sol, posseggo un asil, asil, dolce asil, al di là del sol, al di là del sol, al di là del sol, posseggo un asil, asil, dolce asil, al di là del sol. A tutte le razze del linaggio umano Cristo vuole dare piena redenzione, anche una dimora non da mano d'uomo ci ha preparata nella santa Sion. Al di là del sol, al di là del sol, posseggo un asil, asil, dolce asil, al di là del sol, al di là del sol, al di là del sol, posseggo un asil, asil, dolce asil, al di là del sol. Gloria a Dio. Dobbiamo credere con tutto il nostro cuore, amen? Pace a tutti. Amém, fratelli? Io volevo lasciare un versito a chiesa. Ieri è stata una serata benedetta. Quello che non è venuto, hai perso. È vero o no, pastore? Amém? Eravamo tutti lì insieme. Abbiamo mangiato insieme. Amém? In comunione. Volevo lasciare un versito alla chiesa. Prima Samuele, capitolo 13, versito 10, fino al versito 14. Prima Samuele, 13, 10 fino a 14.
Chi ha trovato? Amen. Leggiamo. Or, aveva appena finito di offrire l'olocausto quando arrivò Samuele e Saul gli uscì incontro per salutarlo. Ma Samuele gli disse: che cosa hai fatto? Saul rispose: quando io ho visto che il popolo si disperdeva lontano da me, che tu non era giunto nel giorno stabilito e che i filistei si radunavano a Micamash, allora ho detto: ora i filistei mi piomberanno addosso e Gilgal, e io non ancora supplicato all'Eterno. Perciò mi sono fatto forza e offerto olocausto. Allora Samuele disse a Saul: tu hai agito stoltamente, não hai osservato il comandamento che l'Eterno, il tuo Dio, ti aveva prescritto. L'Eterno infatti avrebbe stabilito il tuo regno su Israele in eterno. Ora invece il tuo regno non durerà. E l'Eterno si è cercato un uomo secondo il suo cuore, e l'Eterno lo stabilito principe del suo popolo, perché tu non hai osservato ciò che l'Eterno aveva comandato. Amém? Samuele non poteva offrire olocausto. Saul. Samuele aveva avvertito Saul: aspettami, perché quando arriverò offriamo olocausto insieme, ti raccomanderò cosa devi fare. E Saul non ha ascoltato e offerto sacrificio. E Dio ha detto a Saul: perché non ha e tuo Dio ti aveva descritto: e tu hai agito stoltamente, non hai osservato il comandamento che l'Eterno tuo Dio ti aveva prescritto. E l'Eterno infatti aveva stabilito il tuo regno su Israele. Ossia, se lui aspettava questo, il suo regno sarebbe stabilito per sempre. Amém? E dice la parola di Dio che Dio ha cercato uno secondo il suo cuore. E se vediamo dopo in Samuele, 2 Samuele, versito 7, da 12 fino a 16, dice così: e Dio ha levato Saul dal trono e ha messo uno secondo il suo cuore. Amém? 2 Samuele capítulo 7, versículo 12, fino a 16. Segunda Samuele 7, 12 fino a 16. Amém? E Dio dice così a Davide: e quando il tuo giorno saranno compiuti e tu riposerai con i suoi padri, io innalzerò dopo di te la tua discendenza, che uscirà delle tue viscere, e stabilirò il suo regno in eterno. E egli edificarà una casa al mio nome, ossia il suo figlio, che è stato Salomone. E io renderò stabile per sempre il suo regno, ossia Gesù, venuto da Davide. Io sarò per lui un padre, e egli sarà un figlio. Quando farai male, lo castigherò con verga da uomo e con colpo degli uomini. Ma la mia misericordia non si allontanerà come l'ho ritirata da Saul, che io rimosto davanti a te. La tua casa e il tuo regno saranno
saldi per sempre davanti a te, e il tuo trono sarà stabilito per sempre. Amém? Saul è peccato, ma anche Davide è peccato, vero? E allora perché Dio ha tolto il trono da Saul e ha messo a Davide, che se entrambi hanno peccato? Se vediamo un po' avanti qua, vediamo il peccato di Davide con Batseba, amém? Lui è peccato con Batseba, ha ucciso anche Uria, não, pastor? Uria. Ma Dio, già qua, nel capitolo 7, già è prestabilito il suo reino per sempre. Qual è la differenza di Saul e Davide? Perché Davide aveva un cuore ripentoso, amém? E nel capitolo 12 di Samuele, seconda Samuele, quando Natan è venuto da Davide a parlare con Davide, lui, Natan, allora Davide disse a Natan: ho peccato contro l'Eterno. E Natan risposto a Davide: l'Eterno ha rimosso il tuo peccato e tu non morirai. Amém? Possiamo peccare, non dobbiamo peccare, ma se pecchiamo, dobbiamo avere un cuore pentito. Amém, fratelli? E il cuore di Davide era secondo il cuore di Dio, perché lui chiedeva sempre perdono. Se vediamo lì nei Genesi, quando Adamo ha peccato e mangiato il frutto del bene e del male, quando Dio è venuto da lui: Adamo, dove sei? E dove lui era? Nascosto. E quando Dio ha domandato a Adamo: Adamo, cosa hai fatto? Cosa lui ha detto? Invece di ripentirsi, lui ha detto: ho mangiato il frutto che la moglie mi ha dato. Amém? Se noi pecchiamo, fratelli, è colpa nostra, non è degli altri. Amém? Se vediamo un po' più avanti, Caino e Abel, cosa è successo? Abel oferta un sacrificio pieno di gioia e Caino no. Non è che l'offerta di Abele era meglio di Caino, ma il suo cuore era meglio di Caino. Amém? E Dio ha avvertito Caino: Caino, se te fai per bene, se te fai con cuore, non accetterei anche te la tua offerta? Ma guarda che il peccato è vicino a te. E cosa lui ha fatto? Non ha ascoltato la voce di Dio e è peccato e ha ucciso suoi fratelli. Amém? Se vediamo nel Salmo 51:11, sarò breve, vediamo il cuore di Davide. Salmo 51, versículo 7. Leggiamo tutto quando Davide è peccato con Batseba, amém? Salmo 51, versículo 1. È un cuore così che Dio vuole da noi, amém, fratelli? Leggiamo insieme. Abba pietà di me, ó Dio, segundo la tua benignità, segundo la tua grande compassione, cancela e me manifesti. Lava-me completamente della mia iniquità, purifica-me dal mio peccato, perché riconosco i miei fasti, e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e puro quando giudici. Ecco, giudici. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. Ecco, a te piace la verità.
que reside nell'intimo e mi insegni la pazienza nel secreto del cuore. Purifica-me com isopo e eu sarò mondo. Lava-me e eu sarò più bianco della neve. Dice ancora, non gettar-me dalla tua presenza e non togliermi il suo Santo Spirito. Rendemi di gioia della sua salvezza e sostieni-me con un spirito volenteroso. Amém? E che mi gioissi questo versículo, il primo versículo di Samuele, che leggiamo qua, quando Dio dice, ora invece l'Eterno ha cercato uomo secondo il suo cuore, lo sai quanti anni aveva Davide? Quando Dio già descritto questo? Davide ancora non era nemmeno nato. Dopo questa parola di Samuele, Davide è nato 8 anni dopo. E Dio já stabilito qua uno secondo il suo cuore. Amém? Dio já stabilito per Davide questo. Però anche lui è peccato. Dio ha stabilito per noi una linea. Se seguiamo la volontà di Dio, andiamo diritto fino alla fine. Ma se pecchiamo, perché siamo nati nel peccato, ce l'abbiamo uno consolatore. Amém? João ha detto, filhinhos, não pequeis. Giovanni, não pequeis, não peccate, mas se peccate, c'è uno consolatore. Amém? Que possiamo essere firmi, saldi nella parola di Dio. Se seguiamo la voce di Dio e la voce dello Spirito Santo, perché sempre prima che andiamo a peccare, Lui sempre parla. Dio sempre parla. Posso contar um testemunho qua, pastore? Veloce? Veloce, perché io, fratelli, sono qua da 18 anni. Io sono venuto qua per un proposito. Amém? Sono venuto insieme a mio babbo, insieme a mia mamma, che volevano riunire la famiglia. E dopo loro sono andati in Brasile. Io ero qua rimasto da solo, come Rick. Lavoravo e dopo andavo a abitare na casa degli amici. No? Anche te abita con gli amici, no? Quindi lavoravo tutti i giorni. Nel senso, mi svegliavo la mattina fino alle 9 di sera lavoravo. E c'era giorno che era pesante. Io arrivavo alla casa, sempre lasciato sempre un soldo da parte, perché se succedeva qualcosa, andavo subito e compravo un biglietto e andavo in Brasile. E quando il giorno era stancante, quando andavo a casa la sera, facevo una preghiera, ma Dio, io non ce la fo più. Voglio tornare in Brasile. Che faccio qua? Non andavo in chiesa, ma sempre pregato a Dio. E dicevo nei miei pensieri, io domani mattina mi alzerò e andrò a comprare un biglietto e andrò in Brasile. È successo tante volte così. Quando il giorno era stancante, mi annoiavano, io andavo a casa la sera, domani mattina comprerò un biglietto. Ma tutte le volte che mettevo nel mio cuore per andare in Brasile, Dio mi dava sempre lo stesso sogno, che quando prendevo aereo, arrivavo in Brasile, io mi pentevo di quello. Era sempre così. E mi svegliavo la mattina, facevo un respiro e dicevo, no, ancora non è ora di andare. Fratelli, io ho l'esperienza. Se te segui la linea che Dio ha stabilito per te, alla fine goderai quello che Dio ha stabilito per te. Sentiamo la voce dello Spirito Santo di Dio, perché Lui parla. Se Lui non parla in sogno, usa un profeta. Se Lui non usa un profeta, usa un bambino. Se Lui non usa un bambino, usa anche un asino, una mula, per parlare con te. È usato una mula per parlare con Balaamo. Senti, ascoltiamo la voce dello Spirito Santo.
perché Lui parla. Lui parla. Lui vuole per noi bene, non male. Ascoltiamo la parola di Dio. Ascoltiamo quello che Dio vuole dire. Perché Lui c'è un pensamento per noi di bene e non di male. E se pecchiamo, siamo uomini. E dobbiamo a Dio: Dio, ho peccato, perdonami. E prendiamo un'altra volta la strada giusta che Dio ha stabilito per noi. Amém, fratelli? È questa la parola che volevo lasciare. Ora passo la parola ai pastori. Amém? Saluto la Chiesa. Pace a tutti, glória a Dio, che meraviglia poter essere qui di mattina con voi, pregando, cercando il Signore, ascoltando la sua parola, le esperienze che ci edificano, ognuno con la sua testimonianza. E quando uno dà una testimonianza, Dio sempre parla con altri, no? E la Bibbia dice che noi non sappiamo la via del vento, né come si formano le ossa nel grembo della incinta. Così non sappiamo l'opera di Dio che fa tutte le cose. Questo ha detto Salomone, già che aveva vissuto una vita, fatto una strada e ha potuto percepire che l'opera del Signore è straordinaria. Noi veramente molte volte nella nostra umanità, nella nostra giovinezza, prendiamo decisioni, facciamo cose che dopo ci pentiamo, che dopo guardiamo così e diciamo: se potesse tornare indietro non facevo di questo modo. Certamente quando Samuele ha incontrato Saul era um uomo di Dio. Non possiamo negare che Saul era un uomo di Dio e non possiamo negare che Saul era anche la scelta di Dio per quell'opera. Ma né per questo lui ha potuto diciamo, si è liberato della sua umanità. Per questo la parola dice: chi è in piedi abbia cura di non cascare. Lui era lì in piedi davanti al Signore, ma era anche umano. E noi siamo nella presenza del Signore, ma non possiamo dimenticare la nostra umanità. E la Bibbia dice: ingannevole è il cuore dell'uomo, più ingannevole di tutte altre cose. E quindi non possiamo dimenticare la nostra umanità. E questa umanità molte volte ci porta a fare cose che non si deve, a vivere dove non si deve, a andare dove non si deve, perché magari pensiamo che quello è buono. La Bibbia dice: ci sono vie che apparentemente sembrano buone, ma sono vie di morte. La via del Signore è perfetta, la sua strada è perfetta. E possiamo oggi prendere questa parola e dire: Signore, fai la tua volontà nella mia vita. Compi la tua volontà nella mia vita. Se noi potessimo prendere una persona e dire: segui questa strada, sarebbe molto buono. I genitori, fare con i figli. Ma parlavo proprio ieri con una coppia e dicevo: anche noi siamo stati adolescenti, anche noi abbiamo sbagliato, fatto i nostri errori. La grazia di Dio ci ha proprio raggiunti,
Se non fosse il Signore, fratelli, noi non eravamo qui. Quindi ognuno deve fare la sua strada. E cosa posso fare? Mi ha domandato quella sorella. Cosa posso fare? Prega. Sia l'esempio. Insegna. La parola dice insegna, inculcare. La parola non dice insegna, la parola dice nell'originale ebraico inculcare, la traduzione giusta. Mettere dentro la testa dei bambini, mattina, pomeriggio e sera. Era la regola degli ebrei. 3 volte loro dovevano inculcare, parlare tutta la Torah a loro, leggere tutto ciò che il Signore aveva comandato. Mattina, pomeriggio e sera, perché loro non dimenticassero. E nonostante tutto questo, loro si sono allontanati. La parola dice, fratelli, che insegna la via in cui il bambino deve seguire, che quando crescerà non si dimenticherà di essa. Può essere lontano, ma dimenticato? No. Lo sa qual è la via, la giusta. Vedevo proprio questi giorni un Reels su Instagram di un pastore che fa interviste sulla strada. E lui intervistando una persona, e la persona seguiva una strada sbagliata, ma diceva: io non sono evangelico, non sono cristiano, ho smesso, ho mollato, ma io so che è la via giusta che devo seguire. Io so che Gesù è il Signore, io so che Gesù tornerà. Quindi è lontano, ma conosce. Alleluia. Che possiamo, fratelli, avere questa forza di proclamare questa parola, di annunziare questa parola, di dire ai bambini, agli adolescenti, ai giovani, a tutti qual è la via del Signore, qual è la sua parola, qual è la verità. È la parola di Dio, la verità. Amen? Gloria a Dio. Mettiamoci in piedi, leggiamo la parola del Signore, che vedo come lo Spirito lavora liberalmente. Noi abbiamo, il Signore mi ha dato un testo per condividere con voi e non avevo detto niente a Lui, ma parla di perdono, dell'infinità della grazia. Matteo capitolo 18, versetto 21. Gloria al Signore. Vorrei dirvi che il 6 di settembre parte il nostro nuovo orario di culto alle 11, ok? Il 6 settembre parte il nuovo orario di culto alle 11 fino alle 12:30. E la scuola biblica domenicale inizierà il 6 nell'orario dalle 9:30 alle 10:30. Quindi è un passo che stiamo dando spiritualmente, stiamo dando alcuni passi spirituali e sono consapevole che il Signore ci farà vivere veramente un tempo di maturità spirituale, perché la parola ci fa maturare. Bisogna crescere, ma bisogna anche maturare, perché crescere verde rimane lì il frutto verde, ma il frutto bisogna maturare. Quindi cresciamo e maturiamo. E con la parola noi riusciamo a avere la maturità spirituale. Amen? Questo è un passo molto importante, perché la scuola biblica raggiungerà tutta la famiglia, i piccoli, gli adolescenti, i giovani e gli adulti. Ok? Avremo queste classi e abbiamo bisogno proprio di impegno per questa nuova attività che ci porterà veramente frutto. Non so se raccoglierò questo frutto, ma noi seminiamo. La raccolta chi dà è il Signore. Amen? Leggiamo la parola del Signore.
Matteo capitolo 18, versetto 21. Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui disse: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli può essere paragonato ad un re che vuole fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e, afferratolo, lo strangolava dicendo: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condannato tutto quel debito, perché tu me ne supplicasti? Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te? Il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello le sue colpe. Amen. Facciamo una preghiera in questo momento, presentando l'opera missionaria, le basi missionarie, la nuova città dove stiamo evangelizzando. Stiamo già facendo un'attività evangelistica che è a Agordo, nord-est dell'Italia, vicino a Belluno, in provincia di Belluno. E noi abbiamo lì già una famiglia che è il diacono Jonathan con la Giorgia, suo figlio Isaia, che rispondono alla provincia di Belluno, coordinatore pastore Vito, la missionaria Giuliana, e loro stanno iniziando dando continuità a quella stazione missionaria che a breve, se Dio vuole, diventerà anche una base missionaria. Preghiamo che il Signore possa benedire la sua opera a Belluno, a Agordo. Preghiamo anche per le basi missionarie nel Veneto, no? Che c'è a Legnago, nostro presbitero Arison con la sua famiglia. Preghiamo perché il Signore possa benedire ancora di più quella base e anche tutte le basi della Toscana, Firenze, Scandici, Pisa, Pomarante. Preghiamo per le famiglie che sono responsabili per queste basi missionarie, che sono davanti a questa base missionaria, a queste basi missionarie. Amen? Gloria a Dio. Vorrei invitare la nostra sorella Neuma, la moglie del nostro diacono, anche lei è responsabile di questa base missionaria qua con suo marito, e noi continuiamo in preghiera che il Signore possa benedire la sua opera e il suo popolo. Saluto a tutti con la pace del Signore. Preghiamo, fratelli. Signore, in questo momento, Signore, siamo qui riuniti. Signore, in questo luogo, Signore, il Signore ci ha separato come adorazione a Te.
Signore, in questo momento vogliamo chiedere, Signore, intercedere, Signore, per questo ministero, per questa opera che il Signore sta facendo crescere in unicità. Signore, noi sappiamo che ancora dobbiamo andare a tanti posti e noi ancora, Signore, la tua parola bisogna andare a tante città, Signore, e nessuno conosce ancora la tua parola. E loro non hanno, Signore, un'esperienza con te. Signore, in questo momento io ti chiedo, Signore, e il Signore che possa aprire le porte, il Signore possa aprire il cuore dell'uomo, Signore. Noi sappiamo, Signore, che l'uomo ha un cuore duro, ma tu hai un Dio meraviglioso, misericordioso. Signore, noi ti chiediamo, Signore, che ogni missionario, ogni operaio, Signore, che sta in questa città, Signore, e loro possano avere, Signore, il desiderio, Signore, nel loro cuore, nelle loro anime, Signore, di pregare la tua parola, di portare l'evangelismo fuori, Signore, non solo le parole dentro della chiesa, ma fuori, Signore, e loro possono avere la coraggio, la saggezza, Signore, di pregare la tua parola, per avere, Signore, la parola giusta, Signore, nel nome di Gesù io ti prego. Signore, io ti prego, Signore Gesù Cristo, per le anime che sono fuori, e quando loro sentiranno, Signore, la tua parola, Signore, e le loro cuori possano, Signore, gioire, e loro possano sentire la differenza che è sentire la tua parola. È una parola di vita, non è una parola di morte, è una parola che porta gioia. Signore, questo mondo ha bisogno di gioia, Signore, questo mondo ha bisogno di te. Loro possano capire, Signore, la necessità della loro vita, Signore, della tua presenza, Signore, e loro possano vedere, Signore, a situazione che loro sono in questo momento, nel nome di Gesù Cristo. Signore, è solo il Signore che fa vedere, noi non riusciamo a vedere, Signore, là fuori nessuno riesce a vedere la loro situazione, ma tu, Signore, hai Dio che fa vedere, e loro possano capire la situazione che stanno vivendo. Nel nome di Gesù, Signore, apri il loro occhio nel momento in cui loro sentiranno la tua parola, Signore. Em nome de Jesus, nós te chiediamo, Signore, vai incontro a unicità, vai capacitando, Signore, un operaio, nel nome di Gesù, riempindo, Signor Jesus Cristo, loro della tua presenza, riempindo, Signor Jesus Cristo, loro della tua parola, para che loro possano aprire la bocca, Signore, e le tue parole non torneranno vuote, Signore, ma riempiranno la vita di quelli che senti, nel nome di Gesù Cristo. Amém. Vorrei invitare i bambini per la classe felice. Glória a Dio. Hoje c'è mio scientista e dov'è mio astronauta? Non c'è? Preghiamo per loro. E tu vai cantare, Lele? Tu canta? E mentre dopo noi preghiamo, loro canteranno e noi faremo le nostre contribuzioni per l'opera del Signore. La Gabi, guarda che bella. Signore, in questo momento siamo qua nella tua presenza. Vogliamo ringraziarti per la vita di questi piccoli bambini. Grazie, Signore, perché tu hai un progetto in ogni vita, per ognuno di loro, per la loro famiglia. Signore, liberali dal male, proteggi l'entrata e l'uscita, l'ingresso, Signore, alla scuola, in questo nuovo anno scolastico, che tu possa essere con loro, che tu possa, Signore, mettere una guardia sulla loro mente e non permettere, Signore, che Satana aggiunga dei pensieri maligni. Nel nome di Gesù, fagli crescere nella tua presenza
e che diventino uomini e donne che temono te, Signore. Nel nome di Gesù, dagli salute e liberali, Signore, dal male. Una volta in più ti chiedo. Amen. Facciamo le nostre contribuzioni mentre noi cantiamo con loro. Tu te la sai? No, non è morto, Dio è vivente. No, non è morto, Dio è vivente. No, non è morto, lo sento dentro me. Son certo che Egli è qui, lo sento tutto intorno a me. Io canterò, io griderò. Io canterò, io griderò, alleluia. Quando i cieli si apriranno, che gioia allora sarà. Canterò, griderò, alleluia. È vivente, no, non è morto, Dio è vivente. No, non è morto, sento dentro me. Sono certo che Egli è qui, lo sento tutto intorno a me. Io canterò, io griderò, io canterò, io griderò, alleluia. Quando i cieli si apriranno, che gioia allora sarà. Canterò, griderò, alleluia. Mettiamoci in piedi, facciamo un cantico insieme anche noi. Gloria a Dio. Da capo. Siete entrati? Non c'è qua. Vai, riproviamo. Benedici, Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre adorerò. Anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per
suo santo nome e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Il giorno in cui non avrò più forza, tempo qui qua giù finirà, la mia anima continuerà a cantarti per 1000 anni e per l'eternità. Benedice il Signore, anima mia, loda il suo santo nome e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Giorno in cui non avrò più forza e tempo mio qua giù finirà, la mia anima continuerà a lodarti per 1000 anni, per l'eternità. Benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome e con tutto il mio cuore canterò, e sempre ti adorerò. Benedici il Signore, e con tutto il mio cuore canterò, e sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò. Amen. Grazie a Dio. Preghiamo, accomodatevi, preghiamo perché Dio possa mandare cantanti, musicisti. Mamma mia, gloria a Dio. Prima, quando ero giovane, partecipavo del coro, del gruppo di lode, ma il tempo viene, arriva e ci dedichiamo a altre cose, la voce sembra che va un pochino accanto e sta... è un altro talento addormentato. Sto usando un'altra ferramenta, ma gloria a Dio, perché chi respira lode al Signore, dice la parola. Amen? Gloria a Dio. Oggi tanti fratelli ancora in vacanza, ma lodiamo al Signore per quelli che sono qui e condividiamo la parola perché siamo qua per essa. Proprio meditando nel testo biblico sull'infinità della grazia. L'infinità della grazia. Noi siamo salvati per grazia, la Bibbia dice, e non è dono di Dio, non è merito nostro, ma è dono di Dio. E quindi, se non fosse questa grazia, noi non eravamo qui oggi. Interessante che nell'inizio della storia della umanità, nel percorso dell'umanità, capitolo 4, noi vediamo che dopo il peccato che l'uomo ha commesso nel giardino, anche fuori dal giardino l'uomo commette un peccato. La Bibbia parla del primo omicidio successo sulla terra, che è stato Caino che ha ammazzato suo fratello Abele, e che anche lì il Signore ha usato di misericordia e ha risparmiato la vita di Caino.
E la parola dice che andò lontano dal Signore. È biblico, sta scritto. Dopo tutto quello, dopo il perdono del Signore, lui andò lontano dal Signore. Il Signore lo aveva avvertito dicendo: Caino, non dai spazio a questi pensieri, a ciò che è dentro del tuo cuore. Vedete che, come Giacomo parla nel capitolo 4, da dove provengono le guerre se non dai cuori degli uomini. Quindi dal principio nel cuore di Caino aveva già una guerra formata, pronta contro suo fratello, perché lui si è arrabbiato perché Dio ha ricevuto l'offerta di Caino, di Abele, e non la sua offerta. E il principio anche dell'opera della carne, l'invidia è un'opera della carne. Quando lui in primas ha voluto fare la sua offerta, la parola dice che Caino ha desiderato offrire al Signore e Abele lo ha seguito. Ma chi ha preso l'iniziativa di fare? Lui aveva avuto l'iniziativa di fare l'offerta, però lui ha avuto l'iniziativa ma non ha fatto come doveva. Magari era già un rito della sua famiglia e i primi patriarchi offrivano al Signore e loro continuavano quella offerta, e magari quel giorno era giorno di espiazione, era giorno di offrire al Signore, e loro hanno preso il meglio che avevano. Però dell'offerta di Abele il Signore ha gradito di più, e l'offerta di Caino invece il Signore ha rifiutato, perché nem sempre quando abbiamo nel cuore voglia di fare per il Signore vuol dire che quello è il modo giusto, perché a volte noi giustifichiamo e diciamo: ma va bene, Dio comprende, io sto facendo per Lui anche se non faccio come dovevo, se non sto come dovevo, se non mi comporto come dovevo, io sto seguendo il Signore, io lo temo, lo amo. Ma il Signore è lo stesso, dicevo ieri, Dio che ha detto a Mosè: metti da parte Aarone perché ho fatto fiorire la sua verga e l'ho scelto per essere sacerdote della mia casa, lui e tutta la sua famiglia. Ma lui metti l'abito sacerdotale, e nel diadema che indossava Aarone c'era scritto santo per il Signore, vuol dire separato per Dio. E lo stesso Dio che esige da noi santità è lo stesso Dio della grazia che ha scelto Aarone. Perché ha fatto fiorire la verga di Aarone? Aarone era privilegiato o aveva altre cose in più di altri che erano lì davanti, dei principi di Israele? No, è stata la grazia di Dio che lo ha scelto. La grazia di Dio ci ha scelto, perché il Signore ha preparato, ha formato Adamo. Il primo uomo poteva essere ricco, il primo uomo, ma lui ha voluto che fosse Adamo il primo uomo. E questo non è perché Adamo meritava, è perché è grazia di Dio. E la grazia di Dio ci livella e ci fa essere uno in Lui. Allora, quando il Signore sceglie Aarone per essere sacerdote con la sua famiglia, la stirpe sacerdotale, la Bibbia dice che il Signore sceglie per grazia, ma esige da loro una vita in santità. La parola dice che quella famiglia continuava offrendo al Signore. Adamo e Eva servivano il Signore dopo la caduta. La Bibbia parla che sono tornati al Signore e il Signore li ha ricevuto, sì o no? Sì. E crescevano i suoi bambini, insegnando a loro chi era Dio. Loro non avevano la Bibbia, loro non avevano la Torah, ma loro avevano una parte di Dio in loro. Cos'era? La coscienza.
La coscienza è la parte di Dio che abbiamo. Nonostante pecchiamo, per più che vogliamo dire che quello che abbiamo fatto è giusto, noi sappiamo, non inconscientemente, perché ci sono persone che dicono è il subconsciente. No, noi non pensiamo senza volere. Questi pensieri che ci fa giudicare le nostre azioni, e che, o meglio, che giudicano le nostre azioni, è la parte di Dio. Quando Dio ha fatto l'uomo, la Bibbia dice che Lui soffiò sulle narici di quell'uomo suo spirito, vita. La parola dice ha trasferito a quell'uomo, ha dato a quell'uomo. È come Gesù ha detto: se tu bevi dell'acqua che io ti do non avrai mai più sete. Ha detto a quella samaritana, perché se lei bevesse della verità non poteva camminare sulla bugia inconscientemente. Quindi noi uomini camminiamo sulla via che vogliamo, ma coscienti che quella via non è via corretta. Quando Caino offrì al Signore, sapeva che quella offerta non era un'offerta all'altezza di un'offerta al Signore. E la Bibbia dice che lui ha offerto il meglio. Lui era un agricoltore, invece Abele era un allevatore. Dio non chiede niente a noi che noi non abbiamo. Il Signore non stava chiedendo a Caino che offrisse un montone, perché Abele non aveva montone, Caino non aveva montone, Caino aveva le verdure. Lui era un agricoltore. Ma del suo campo lui ha raccolto frutti buoni, ma frutti che qualsiasi poteva mangiare, frutti che lui poteva dare a qualcuno. Questo posso fare per altri, uguale, posso dare questa mela, diciamo, questa zucca, una bella zucca che lui ha raccolto del suo campo. Magari quella zucca sarebbe anche data a qualcuno. Lui ha cercato sì di dare una verdura buona, un frutto buono, ma non perfetto. Il Signore ci invita a venire davanti a Lui, non con bontà, ma con perfezione. Il Signore ci invita a venire con perfezione. Ah, perché io sono buono, io ho un cuore buono. Ma avere un cuore buono non vuol dire che gradiamo al Signore. È importante avere un cuore buono? Sì. Sì. Ma non vuol dire la perfezione. E perché parlo di perfezione se siamo imperfetti? Perché il Signore ha detto a Mosè: il mio spirito sarà in Aarone. Allora, ecco la perfezione. L'uomo senza lo Spirito Santo può essere buono, ma non può presentarsi al Signore perfetto, perché sarà bravo nelle sue azioni,
ma non sarà perfetto davanti al Signore, perché dove ci completa il Signore? Nelle nostre imperfezioni. Era il cuore di Caino che era imperfetto. La sua azione era buona, ma il suo cuore era imperfetto. E dopo è venuto fuori come era il cuore di Caino, sì o no? Perché una persona può essere molto brava qui in chiesa, sorridente, ma quando qualcosa non va, com'è il suo comportamento? Il suo cuore si rivela di che modo? Lì è la dimostrazione che mancava la perfezione, mancava il Signore nella vita di Caino. Lui stava solo compiendo riti, ma invece Abele compiva offerta, culto. Culto vuol dire adorazione. Invece Caino, rito. Abele, culto. Perché nel rito c'è tutto un processionale, ma nell'adorazione prima arriva il cuore. Prima che la sua offerta arrivasse, arrivava il suo cuore. Perché è principio. La Bibbia dice in Esodo che quando il Signore ha istituito la Pasqua, ha detto dovete scegliere un agnello, senza macchia, di un anno, senza difetti, e dovete metterlo da parte, quarantena, perché sia purificato. Le sue interiori devono essere purificate, ossia non si sa cosa ha mangiato fuori. Qui dentro di questo quadrato, di questo cerchio, noi sapremo cosa mangerà. E allora lui aveva una regola anche di alimentazione, quell'agnello, in quel periodo, per poter essere ammassato e offerto al Signore. Quel periodo anche la casa si purificava. La festa degli asimi, la purificazione, togliere il levito per vedere cosa è concreto, perché il levito dimostra solo grandezza, ma Dio vuole vedere il concreto, quello che è veramente. Dietro alla tua offerta cosa si presenta? Dietro ai tuoi cantici cosa si presenta? Cosa c'è? Dietro alla tua predica chi troviamo a casa? Chi dice chi sei? Tuo marito, tua moglie, tuo amico, tuo parente, tuo vicino, la legge, lo Stato. Dai a steheminivia. Non possiamo pensare che il Signore non ci vede, perché a volte noi passiamo al di sopra la nostra realtà e la Bibbia dice tutti hanno peccato. Non è hanno peccato di avere peccato, hanno di esistere nel peccato. Noi esistiamo nel peccato e tutti noi abbiamo bisogno del Signore, che è la perfezione, che perfeziona ogni uomo, che toglie ogni bugia, che strappa ogni condanna, che apre ogni prigione. Alleluia. Caino ha avuto un'opportunità in quel momento. Quell'offerta che lui non si aspettava che fosse rifiutata.
è stata rifiutata non perché Dio lo odiava, non perché Dio non lo voleva bene, ma perché Dio lo ha amato tanto che l'ha rifiutata perché Lui fosse trasformato. E ci sono cose che Dio permette nella nostra vita perché ci sia una trasformazione. Perché Lui non vuole che noi compiamo offerte, perché ci sono persone che si stanno spendendo, si danno da fare, contribuiscono. Io faccio tutto come quel ragazzo ricco, io faccio tutto. Ma il suo cuore è in una stanza chiusa, nascosta, e dentro c'è il vecchio uomo ancora. Dentro c'è l'uomo ignorante, stupido, duro, che dice parolacce, che pensa male. Nahel e Teossia. E il Signore vuole purificare la sua Chiesa, il suo popolo, santificare il suo popolo. Ma come mai, pastore, tu parli di perdono? Perché il perdono santifica. Il perdono santifica l'uomo. L'uomo senza il perdono continua peccatore. Ma per avere il perdono bisogna che venga fuori alla luce ciò che è nascosto. Ciò che è di nascosto, è nel buio. La Bibbia dice ci ha trasportato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Chi cammina con Gesù non può camminare in tenebre. Non può camminare nel buio, non può camminare sotto gli occhi. No, chi cammina con Gesù c'è una vita trasparente, sì, no. Gloria a Dio. E quando viene fuori quella storia là che Dio dice non voglio, viene il peccato di Caino. Il Signore ha provato anche farlo non peccare. Il Signore ha provato farlo non peccare. Ha parlato con lui. Il Signore parla. Perché Lui vuole che succeda in noi la metanoia. È l'opera dello Spirito Santo che cambia mente. Il Signore voleva cambiare i pensieri maligni di Caino verso suo fratello. Voleva farlo capire che facendo male a suo fratello stava peccando contro Dio. Ma io non posso usare l'espressione il Signore non è riuscito. Non è che il Signore non è riuscito. Il Signore ci ha dato libero arbitrio. Allora il Signore è ingiusto? No. Perché ha lasciato morire quel giusto. La Bibbia dice che è costoso al Signore la morte dei suoi santi. Era un santo Abele o no? Sì. Ma era un santo. Sarebbe, la parola costare lì non vuol dire di spendere. Paolo ha giustificato questo salmo dicendo se muoio è gloria per Dio e gioia per me. È vero o no? Paolo ha giustificato questa parola. Se io muoio, guadagno io, ma perdete voi. Se io vivo, è guadagno per voi. Ma per Dio è sempre glória.
ha giustificato questo testo giustamente con questa parola, dicendo la mia vita è preziosa, perché io vivo secondo la volontà di Dio, ma io so da dove devo andare, e la volontà di Dio è che io sia da Lui, ma se sono qua sono per causa vostra. Allora la morte di un santo vuol dire una perdita sulla terra, ma per il cielo mai. Quindi questo costo è dell'investimento che il Signore fa mandando i messaggeri a dire la sua parola. Allora una volta che muore quel messaggero è meno uno là. Costa per il mondo, ma per Dio no, perché Dio non perde. Dio perde? Questa è una verità, Lui non perde. Allora il giusto Abele è morto. Dio ha perso? No, perché era suo. Chi ha perso? Il mondo. Caino ha perso. Perché non? Allora, Signore, perché tu non hai permesso morire Caino? Perché se lui morisse, allora era una perdita per Dio. Quando un peccatore muore, il cielo perde. Allora lì c'è la perdita. Per questo il Signore ha parlato con Caino, perché Dio cerca sempre. La parola dice, Salmo 139, Lui mi cerca attorno. Se salgo c'è, se scendo c'è, da dove vado Lui c'è. Quando noi comprendiamo che il Signore c'è e che il suo desiderio è salvare, noi cominciamo a comprendere la sua grazia infinita. Come il figlio prodigo, il figlio che è rimasto a casa ha detto, io sono stato a casa sempre, tu non hai fatto niente per me. Questo era lontano, adesso tornato, tu fai una festa, ammassi quello montone grasso, quello agnello grasso e fai un banchetto così grande. E il Signore cosa ha detto a suo figlio? Tutto è tuo, tu già appartieni a questo regno. Tutto qua è tuo. Abele ha perso cosa? Niente. Gloria! Quando noi abbiamo certeza di salvezza, noi non perdiamo niente, anche quando perdiamo agli occhi degli altri. Quando noi perdiamo agli occhi degli altri, non abbiamo perso niente, perché noi, Paolo ha detto, siamo già più che vincitori. In chi? In Cristo Gesù. Alleluia! Abele non ha perso. E la grazia infinita che lavora nella vita di Abele, nella vita di Caino, dice, Caino, io non ti ucciderò, ti metterò un segno. Gesù aveva dei segni, sì o no? La croce porta segno. Gesù ha detto, chi vuole seguirmi, prenda con sé, rinunci a se stesso, prenda con sé la sua croce e mi segua. Sim. La grazia si rivela lì nel capitolo 4 di Genesi, dicendo, da adesso tu camminerai sulla strada e la morte non ti colpirà. Lui meritava la morte, sì o no? Chi siamo noi per dire che lui meritava la morte? C'era già la legge, occhio per occhio, denti per denti? No. Ma è il sentimento di indignazione che ci fa rispondere sì. Ma mica Abele ha detto, Signore, ammassalo. No, la Bibbia dice che Dio ha detto, io sento, ascolto.
il sangue del giusto Abele clamando per giustizia. E ci sono persone che dicono la giustizia lì era la vendetta. No. Quando la parola lì nell'ebraico dice giustizia, la parola dice giustificazione. Una morte giustifica. Senza espiazione, senza versamento di sangue non c'è perdono. Allora il sangue del giusto Abele stava clamando pela giustizia umana, quella che c'è una benda sugli occhi, che non riesce a vedere niente, o la giustizia che ha 7 occhi come fiamma di fuoco ardenti, che tutto vede e giudica bene. Il sangue del giusto Abele stava clamando pela giustizia di Dio. E la giustizia di Dio si è rivelata. Nel capitolo 4 di Genesi la Bibbia dice, il Signore ha detto, ti metto un segno, nessuno ti ammasserà. Chi ti ammasserà, cosa succederà? Chi ti ammasserà, morirà. Perché tutti volevano fare giustizia. Caino ha detto, Signore, le persone mi ammasseranno, perché le persone volevano la giustizia. E per loro la soddisfazione della giustizia sarebbe ammassare Caino. Ma mi dite una cosa, dopo che Caino fosse ammassato, loro potevano riavere Abele? Vedete che la giustizia non ci dà completezza. La giustizia umana non ci completa. Può sollevare, ma non ci completa. Non ripara, rimedia. Rimediare non vuol dire riparare. Il Signore ha detto nella sua parola, Isaia, tramite il profeta, Isaia capitolo 43, versetto 19, ecco io faccio una cosa nuova, adesso verrà la luce. Capitolo 43, versetto 19, il profeta stava già dicendo di Gesù, io faccio una cosa nuova. Il Signore non stava dicendo, io mando un rimedio, no, lui stava dicendo, io farò una cosa nuova. E la luce verrà sopra le tenebre, perché quando viene la luce, allora viene fuori tutto che è da riparare. E Gesù non mette stoffa vecchia, ramendo vecchio in stoffa nuova, né stoffa nuova in vestito vecchio. No, il Signore fa un vestito nuovo e vi vestirò di un vestito nuovo, bianco, dice così la parola. La Bibbia dice che la giustizia umana continua gridando. E Lamech, nel capitolo 4, versetto 24, dice, io ho ammassato 2 uomini. Ma chi ha amassato, chi ammasserà Caino 7 volte. Maledetto. Ma chi ammasserà Lamech? Quante volte lui ha detto? 77 volte. Alcuni dicono che la traduzione giusta è 70 volte 7, ma il testo scritto tradotto è 77 volte. Ma nell'originale dicono che è 70 volte 7, la stessa espressione che Gesù ha usato là. Questo vuol dire per sempre sarà condannato, per sempre sarà maledetto. Allora Gesù viene
em um contexto de ensinamento, no capítulo 18 é um contexto de ensinamento. Jesus inicia falando de que há um cuore de bambino, que não é come loro, não herediterà il regno dei cieli. Allora, Gesù apresenta um bambino davanti a quelle persone, uomini pii, giusti, saggi, importanti, e Gesù prende um bambino. Ma qual è la differenza di quel bambino per quegli uomini? Qual era la differenza di Caino e Abele? Hoje, il Signore sta accendendo un faro nei cuori e sta investigando i cuori. Sta dicendo il Signore così: fammi vedere, perché ti voglio perfetto. Lasciami vedere il tuo cuore. Bello, ma aspetta. Alleluia! Fratello molto impegnato, disponibile, ma aspetta. In gamba, una buona parola. Gesù mette davanti quel bambino che aveva un cuore puro. Gesù continua insegnando e parla sul perdono delle offese. E noi viviamo un tempo che le persone si offendono e facilmente si staccano, si dividono. Opera di carne, inimicizia, divisione, contese, pettegolezzi, tutto è opera di carne. Gesù dice: se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Va. Gesù ti manda a andare. Non devi stare a scrivere a un altro. Cosa guadagna scrivere a un altro? Non ti sto dicendo perché devo sfogarmi. No, non è. È nel buio del cuore c'è una radice maligna che Satana ha messo, e allora senza che tu percepisca, tu sei strumento suo per moltiplicare contese, divisione fra le persone. No, dobbiamo essere sinceri. No, ma la mia offerta è buona, io faccio le cose buone, io sono una persona brava, ma il Signore conosce i cuori. Dice il Signore, Geremia capitolo 17, versetto 10, io il Signore conosco i cuori e investigo i pensieri. Io vi sto vedendo, ma non so cosa state pensando. Levará Xereminávia, mas il Signore conosce i pensieri di ognuno, considera, pesa, valuta e approva o riprova. Quando Caino ha pensato male, il Signore subito ha riprovato. E il Signore
con i suoi occhi come fiamma di fuoco, è lì dicendo riprovo o approvo. Quando Aarone e Miriam hanno pensato male di Mosè, il Signore cosa ha fatto? Mosè ha ascoltato. Ha ascoltato Mosè. Alleva surementri e fa, ma Dio ha ascoltato. Non vi preoccupate. Non vi preoccupate perché il Signore dice io so cosa ho con voi. Io penso cose buone per voi. Io ho pensiero di buono, di cose buone, non del male. Vorrei finire il testo quando dopo tutto l'insegnamento chi si alza a parlare con Gesù? Pietro. Pietro era quello più taglia e cuci. Sa cosa vuol dire taglia e cuci? Mafalda lo sai, no? Uno che taglia e cuci è diretto. Una persona che è diretta, obiettiva. Che non fa una volta così lunga per dire una cosa. E Pietro ha detto, Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte lui si riferiva a Caino. Perché nel contesto giudeo, ebraico, loro avevano l'istruzione di Dio su quel perdono. Loro avevano in mente che dovevano perdonare 7. 7 era il limite. Se tu fossi perdonato 7 volte, è stato abbastanza. Loro, dopo quello, se facessero male, facevano giustamente. Avevano una giustificazione per fare male. Capito? Quindi, Pietro ha detto, se mio fratello pecca contro di me, devo perdonarlo 7 volte e dopo quello che farò sarà giustificato. Il Signore, no. Lameque ha detto 77 volte, ma io dico di più. O io supero i limiti, o io abbatto, se la traduzione è 70 volte 7, io abbatto la parola limitata di Lameque, dicendo 70 volte 7. La mia grazia non c'è limiti, non esiste limiti per la grazia di Dio, non esiste peccato che la grazia non perdoni. Perché la voglia di Dio è che tutti siano salvati. Quando Gesù parla a lui non dice io ti perdono. Lui risponde alla sua domanda. Quante volte io devo perdonare? Quante persone si presentano ferite davanti al Signore? Io come pastore ho sentito tante volte, e come persona sono stato molte volte ferito. E se non ho cura, se non sono attento, queste ferite prendono proporzioni gigantesche nella mia vita e mi fanno avere un cuore buio di desiderio di vendetta o di vedere bene se uno si fa male. È così o no? Uno che ci ha fatto male, quando succede qualcosa male con quella persona, va bene, questo ha fatto questo con me, è giusto umanamente,
ma nel regno di Dio pensare così non è giusto. È la parola che noi abbiamo predicato, studiato questi giorni nello studio biblico. Benevolenza. Io penso che l'orologio è fermo. È fermo. Oh. Non è stato colpa mia oggi. Ho avanzato nell'orario perché guardavo quell'orologio. Qua no. Ma ho avanzato qua. Finisco solo il mio pensiero. Quando Pietro dice questo ragionamento, lui ragiona come un ebreo. E il Signore dice, io ti dico una cosa, non 7 volte, ma 70 volte 7. Lui parlava della infinità della grazia. Non che lui stava dicendo dovete perdonare 490 volte, no. 70 volte 7 vuol dire la perfezione della perfezione, vuol dire infinitamente. E dopo giustifica perché dobbiamo perdonare. Nella parabola che Gesù ha dato, ha detto uno che ha ricevuto il perdono di ciò che doveva pagare, ha ricevuto la pazienza perché si mettesse a posto, sì o no? Gesù ha pazienza con noi, sì o no? Ma dice che noi dobbiamo anche avere pazienza con altri. Noi ci presentiamo sempre davanti al Signore come vittime. Ma quando abbiamo pregato al Signore come quelli che hanno causato male? Un esempio della parola che i giudei seguivano era Zaccheu. Quando lui è entrato a casa di Zaccheu, cosa ha detto Zaccheu? Io restituirò 4 volte a chi ho tolto, rubato. La legge diceva di restituire la doppia. E lui stava dicendo, io restituisco la doppia della doppia. Per essere perfetto, io faccio la doppia di quello che devo fare per la legge. E il Signore ha detto, in questa casa è entrata la salvezza. Era il prezzo, ma perché è entrata la salvezza? Perché se Zaccheu avesse detto, io pago, io compio la legge, non era il cuore, era soltanto volere essere più. Ma il Signore non vuole che siamo più. Gesù vuole che noi siamo perfetti. E ha lasciato che la misericordia di Gesù entrasse nel suo cuore. E che con misericordia è stato trovato e doveva agire con misericordia. Il dare la doppia era agire con misericordia. Perché se lui agisse con giustizia, era dare solo quello che la legge prevedeva. Quella era la giustizia. Ma con la misericordia è diversa. Dà di più. La grazia ci fa avere di più di ciò che noi meritiamo. Quindi oggi il Signore accende il faro nei cuori e dice, ehi, va a cercare il tuo fratello. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va a cercarlo. Tu hai peccato contro di lui, va a cercarlo. Ma non lasciate che Satana prenda posto nella nostra vita. Non lasciamo che Satana prenda posto nella nostra vita. Diamo spazio allo Spirito.
non permettete, una parola, risolvete. Pregate, perdonare. Se ancora insiste, quella parola ti fa male, vai a parlare. Vai a parlare. Perché il perdono è una chiave. E oggi Dio vuole consegnare questa chiave. Perdona, perché si amplifichi i tuoi domini. Perché crescano i tuoi domini, perché tu abbia un territorio ancora più ampio. Oggi Dio ti consegna questa chiave, la chiave del perdono, che apre il tuo cuore, ma serve anche per aprire i cuori chiusi, che si sono chiusi. Finisco con la frase del pastore José Carlos de Lima. Lui dice: fate nuovi amici, ma preservate i vecchi amici. E per preservare le vecchie amicizie è difficile. Sa perché? Perché il tempo ci fa conoscerci di più. Il tempo ci fa vedere cose che in un giorno noi non sappiamo, in una settimana non sappiamo. Ma la Bibbia dice: in ogni tempo ama l'amico, ma nell'avversità nasce il fratello. Un amico può lasciare di essere amico, ma un fratello mai. Mai lascerà di essere fratello, perché è sangue del tuo sangue. Amen? Che Dio ci benedica. Mettiamoci in piedi. Vorrei avvisare ai fratelli che sabato abbiamo Villa Vogel, un pomeriggio di una sera, no? Sarà alle 5 di sera a Villa Vogel, una sera di evangelizzazione. Dopo noi avremo un picnic, ognuno porti le frutta tagliate, ok? Ognuno porterà una frutta tagliata, già lavata e tagliata, in un vassoio, perché noi metteremo tutto in un grande vassoio, faremo una macedonia e quello sarà il nostro rinfresco. Portiamo anche per i bambini popcorn, patatine, e lì saremo un po' insieme a cantare, a evangelizzare e con famiglie, unendo la Chiesa. Amen? Quindi alle 5 in Villa Vogel. Non dimenticare, ok? Questo sabato il 29. E l'agenda di questo mese di settembre è già pronta. Io devo solo confermare con i fratelli e noi avremo stampata l'agenda lì su il quadro di avviso, così tutti possano avere, perché a volte su Instagram si dimentica. E allora stampata ogni domenica, ogni culto che c'è potrà vedere. Un'altra cosa che dobbiamo cambiare è che il culto domestico noi facciamo di giovedì, però io avrò un bisogno di cambiare il culto di preghiera di Scandicci, che oggi funziona nel martedì e andrà al giovedì. Invece di fare nel martedì, io farò nel giovedì sera Scandicci. Facendo così devo cambiare anche il culto domestico da giovedì al venerdì, ok? O al martedì. Quindi il culto domestico sarà ogni martedì sera. E il culto qua continua ogni mercoledì e il culto a Scandicci ogni giovedì. Ok? La sera. Il resto continua com'è. E il nostro nuovo orario qua alle 11, domenica 6 settembre. Amen? Che Dio vi benedica. Vorrei presentare il nostro fratello Michel, che ho parlato con lui, parlato con il nostro dirigente anche, che lui sarà responsabile per la classe giovanile della scuola biblica domenicale.
Ok? Lui sarà l'insegnante della classe giovanile, della scuola biblica domenicale. C'è una lezione apposta. Il tema della lezione di questo trimestre è Gesù Cristo salva, guarisce, battezza nello Spirito Santo e ritornerà. Quindi noi avremo un anno lettivo di lezione. La prima lezione parla di Gesù che salva. Noi impareremo la persona di Gesù nella classe dei giovani. Invece la classe degli adulti sarà la lezione del Vangelo di Matteo, presentando Gesù ai giudei, la figura di Gesù come re. Quindi gli adulti avranno questa lezione, i giovani la persona di Gesù e gli adolescenti la relazione con il Vangelo, anche Matteo. Tutti studieremo Matteo, però in un linguaggio diverso. Anche i bambini avranno la loro lezione. Quindi abbiamo già la sorella Fernanda con gli adolescenti, pré-adolescenti e adolescenti. Abbiamo Michel con i giovani e in questi giorni, domenica, vi dirò chi sarà la maestra dei bambini dai piccini fino a 8 anni e la sorella che sarà della classe delle donne e il fratello per la classe degli uomini. E avremo le classi tutte formate. Amen? E le riviste saranno disponibili il 6, perché non avremo tempo di confezionare prima, ma il 6 avremo già disponibili le riviste e queste riviste avranno un investimento da 10 euro per ogni persona, sia adolescente, adulto. Questa rivista durerà un trimestre, quindi meno di 3,50 euro per trimestre, ok? È solo per il costo del lavoro di grafica, ok? Quindi vorrei chiedere ai fratelli che si organizzino per acquistare la rivista nel 6, nel primo giorno della scuola biblica domenicale. Noi saremo un pochino prima, davanti avrà nella segreteria la disponibilità delle riviste. Amen? Quindi domenica vi annuncio chi sarà il maestro degli uomini, la maestra delle donne e della classe dei bambini. Preghiamo ringraziando il Signore per questa mattina benedetta nella sua presenza e vorrei invitare il fratello Hermes per fare questa preghiera qua. Lui ha fatto la domanda per diventare membro della Chiesa. Oggi lo consegnerò il credo della Chiesa. Lui vedrà, leggerà tutto che deve accompagnare, seguire e nel 6, nella Santa Cena, noi, se lui dirà che va tutto ok in quel credo, che lui crede uguale a noi, allora nella Santa Cena noi faremo la sua presentazione ufficiale qua. Amen? Vieni Hermes fare questa preghiera. È un fratello, un figlio che il Signore mi ha dato e sono contento che il Signore sta portando questi ragazzi che amano il Signore. Vieni qua. Preghiamo nel nome di Gesù. Padre Dio, è con riverenza che mi avvicino davanti al tuo trono di gloria per ringraziarti di questa mattina che abbiamo avuto, quanto hai parlato ai nostri cuori, Padre. Quando parli te non parli solo per parlare, significa che hai visto qualcosina nel nostro cuore di cui hai voluto mettere la luce, in modo che possiamo, Padre, cambiare i nostri modi di essere con gli altri. È bene essere in chiesa, è bene lavorare in chiesa, è bene essere dedicato in chiesa, ma come siamo fuori dalla chiesa, Padre, lo sai solo te. E stamani hai voluto mettere la luce sul nostro modo di essere fuori chiesa, perché hai voglia di avere una chiesa perfetta. Padre, ti ringraziamo perché
stiamo per andare a chiesa. Porti ognuno di noi fino a casa sua. Sia la luce nei nostri cammini, così ho pregato. Amen. Che Dio vi benedica, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi oggi e sempre. Diciamo amen? Che Dio vi benedica. Vorrei dire anche un'altra cosa. Dio ha messo nel mio cuore, questo mese di settembre noi faremo una campagna di preghiera. Mi ha dato pure il tema, perché niente è impossibile a Dio. Luca 1,37. Noi faremo 30 giorni di campagna di preghiera. Tutte le mattine io sarò in diretta alle 7 della mattina in preghiera. Non possiamo essere tutti qua presenti perché lavoro e tutto quanto, però io sarò in diretta e vorrei già invitare alla Chiesa a partecipare di questa campagna di preghiera. E noi ci incontreremo per questa campagna ogni lunedì. Saranno 4 lunedì. Noi faremo qualcosa in più. Vogliamo qualcosa in più? Sì o no? Abbiamo bisogno di fare qualcosa in più. Quindi questo mese di settembre saranno 4 lunedì che noi faremo di preghiera speciale per questo proposito di campagna. Ok? Quindi questo inizierà il 7 settembre. Ci sarà una sorella che viene dal Brasile, che lei andrà in Svizzera, ma il 7 sarà qui, che è una guida di preghiera della nostra chiesa, e lei sarà la prima ministrante qua nel lunedì 7. Io vorrei vedervi qua con le famiglie. Avremo qua le richieste di preghiera. Io vorrei che tutti presentassi qua, insieme alla chiesa, per questo proposito, perché noi pregheremo per ogni causa. Amen? Io so che la tua causa, che è impossibile a te, il Signore risponderà, perché Dio non ci spinge a fare una campagna di preghiera se non ha un proposito, e Dio vuole fare crescere la nostra fede. Amen? Che Dio vi benedica.